Buonasera a tutti e benvenuti in una nuova puntata del Salotto di Pamela. Come sempre io sono felicissima e entusiasta di darvi il benvenuto in questo meraviglioso salotto realizzato in modalità totalmente sostenibile ed ecologica. Quest'oggi, come ormai sapete, vi porterò in un viaggio ricco di emozioni, sorprese tutte da scoprire. Ognuno racconterà la sua propria storia, il proprio percorso e la passione che li guida ogni giorno, raccontandoci insieme a noi come siano riusciti a trasformare ogni progetto in idee concrete. Ed è il benvenuto che vi do nuovamente. Ringrazio, saluto nuovamente anche i brasiliani che ci stanno guardando in questo bellissimo momento di domenica, meravigliosa serata, e partiamo subito con la presentazione dei nostri ospiti. Come primo ospite ho Alessandra Pacifici, avvocato console onorario di Danimarca a Venezia. È veramente un onore averla qui con noi quest'oggi. Poi abbiamo Giuliano Marchesin, lui è direttore di Unicarve Sigillo Qualità. Pensate che è un'organizzazione di produttori di bovini di carne di altissima qualità, un punto di riferimento del panorama agroalimentare italiano. Poi abbiamo Marco Rizzetto, pasticcere e anima della storica pasticceria Targa nel cuore di San Polo, uno dei sestieri più autentici di Venezia. Grazie a tutti anche di essere qui. Poi abbiamo Caterina Mazzetto, direttrice della Zotto Tango Academy. Ovviamente ci ha portato anche i suoi allievi, quindi ci sarà veramente da divertirsi e sorridere insieme anche per chi ama soprattutto il tango. E ci saranno appunto dei balli, ci saranno 3 balli in cui i nostri ospiti faranno. Pronti per partire? La prima domanda faccio alla signora Alessandra Pacifici, come vi ho detto prima, avvocato console onorario di Danimarca a Venezia. Buonasera nuovamente Alessandra. Buonasera Pamela. Allora, le chiedo subito, prima domandona della serata, che cosa rappresenta oggi la figura del console onorario in una città così internazionale come Venezia? È una figura molto importante perché mette in collegamento il paese che rappresentiamo, nel mio caso la Danimarca, con i cittadini che sono danesi che sono presenti nel territorio di tutto il Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Quindi il nostro compito è quello di assistere, fondamentale, di assistere i cittadini danesi nel territorio. E quello che ci chiede poi il Ministro degli Esteri e la Danimarca è anche cercare di creare delle sinergie tra le realtà produttive dei territori, quindi nel mio caso come ripetevo prima, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Ma mi spieghi un po' come è iniziata questa sua storia, questa sua avventura? È iniziata partecipando a un bando che la Danimarca aveva pubblicato. Ho inviato il mio curriculum e all'epoca l'ambasciatore danese è venuto a Venezia e c'erano 8 candidati e la scelta finale è caduta su me. E quindi ho incominciato a questo percorso e siamo sempre in contatto con l'ambasciata che ci supporta, e fondamentale è anche il corpo consolare di Venezia, di cui faccio parte, che riunisce i consoli del Veneto presenti sul territorio, con il quale collaboriamo per cercare appunto di creare delle sinergie sia a livello economico ma anche con le istituzioni e le autorità anche per i momenti di necessità ed urgenza. In che modo ad oggi il suo ruolo contribuisce a rafforzare i rapporti tra Danimarca e Venezia? Come dicevo, cercando di creare delle sinergie tra le realtà di Venezia e le realtà della Danimarca. Ad esempio l'anno scorso con l'ambasciata abbiamo organizzato 2 giornate di collegamento e di studio tra le realtà portuali del porto di Venezia, quindi hanno partecipato le autorità portuali e tutti
le attività e le imprese coinvolte nell'attività portuale, e la stessa giornata è stata poi ripetuta a Trieste. 2 anni fa invece abbiamo messo in collegamento dei rappresentanti e soci di Confindustria Veneto con i corrispondenti di Confindustria danese. Quest'anno stiamo lavorando e speriamo di portare a termine anche questo progetto per cercare di creare una mostra o comunque un'iniziativa di confronto tra la realtà del vetro veneziano con la realtà del vetro in Danimarca, proprio per collaborare e cercare di creare delle sinergie. E contiamo che questo sia possibile realizzarlo in occasione della prossima Biennale. Una bellissima iniziativa, complimenti. Dopo Grazie. Comunque approfondiremo ancora di più. Adesso passo la parola a Giuliano Marchesin, direttore, come ho detto prima, Unicarve di Sigillo Qualità, un'organizzazione veramente importante dove fanno un'ottima carne, ripeto, di qualità. Giusto Giuliano? Ci proviamo. Come nasce questo suo consorzio? Ma allora, diciamo che la casa madre è Unicarve, Associazione Produttori Carni Bovine del Veneto. Una volta era del Triveneto, poi è diventata del Veneto, perché noi operiamo a livello regionale. Unicarve poi ha dato vita a tutta una serie di organizzazioni. Nel tempo io sono approdato in questa associazione nel 2004 e da lì è stato un crescendo, perché prima abbiamo costruito l'associazione di organizzazioni produttori Italia Zootecnica, quindi Sicilia, Sardegna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli sono tutte organizzazioni produttori riconosciute dalle regioni, dal Ministero, che sono entrate per fare un tavolo unico nazionale. Abbiamo ottenuto il riconoscimento del Ministero dell'Agricoltura e da lì siamo partiti per fare anche l'interprofessione. Interprofessione significa mettere assieme allevatori, maceratori e distributori per organizzarci all'interno di un regolamento comunitario che dà la possibilità di stabilire delle regole, col cosiddetto erga omnes, che tutti devono osservare nel momento in cui si rappresenta una certa quantità di prodotto, in questo caso il 66%. Questa diciamo che si sta muovendo lentamente, perché la filiera non è ancora pronta a mettersi assieme per organizzare al meglio le attività. E di rimando noi abbiamo costruito, anche organizzato, fondato il Consorzio Sigillo Italiano, partendo dal chiedere al Ministero dell'Agricoltura un sistema di qualità nazionale zootecnia, che è stato riconosciuto in base a un decreto ministeriale, ancora prima in base a un regolamento comunitario, per dare la possibilità agli allevatori di inserire e quindi far riconoscere dal Ministero e dalla Commissione Europea dei disciplinari di produzione, disciplinari di qualità, e passo dopo passo abbiamo iniziato nel 2011, oggi abbiamo circa 10 disciplinari riconosciuti, e non solo per la carne bovina ma anche per le uova, per il pesce, per il latte e derivati. E naturalmente noi abbiamo registrato questo marchio ombrello, quindi marchio, chiamiamolo collettivo, Consorzio Sigillo Italiano, per mostrare ai consumatori le produzioni dei nostri allevatori, perché riescano a identificarle rapidamente nei negozi, perché le etichette sono tutte uguali, e soprattutto ultimamente abbiamo visto che ci sono anche problemi nel capire quella è la carne buona e quella forse meno buona, ma per noi la carne è tutta buona fino a prova contraria. E quindi il marchio è quello distintivo. Sì, io so che, signor Giuliano, il suo impegno quotidiano è quello di creare comunque un dialogo concreto del territorio, istituzioni e anche del mercato, no? Rafforzando il legame della fiducia tra chi produce e chi sceglie giustamente consapevolmente. Ma cosa significa oggi parlare, secondo lei, di carne di qualità? Cioè per il consumatore e per chi soprattutto anche la produce? Ma allora, partiamo dal presupposto che bisogna ordinare un po' il sistema di rapporti che esistono
a livello sociale tra allevatori, macellatori, distributori, animalisti, vegani, vegetariani e chi più ne ha più ne metta. L'allevatore oggi è bersaglio, diciamo, dell'opinione pubblica, soprattutto dei social, di molte fake news, ma anche di molte cattiverie, perché sembra che maltratti gli animali, quindi non curi il benessere animale. Io faccio un esempio banalissimo, cioè se io sono un proprietario di una decina di camion che devo far girare per lavorare e guadagnarci, non vado certo a distruggerli, a rovinarli, a non fare la manutenzione, a trattarli male, perché sono il mio lavoro, il mio reddito e il mio sostegno per la famiglia e per la mia attività. La stessa cosa vale anche per gli allevatori. Se io ho dei bovini in stalla, ho tutto l'interesse che i bovini stiano bene, molto bene, in maniera tale che poi alla fine, visto che quello è il loro destino, è il destino da secoli, di alimentare l'uomo, diano una carne che sia buona, sia di qualità. Se poi ci aggiungo dei disciplinari in maniera tale da standardizzare, quindi da rendere omogeneo il sistema di allevamento per dare sempre una carne di qualità elevata con un'alimentazione controllata, con benessere animale, soprattutto con il sistema di allevamento che noi definiamo protetto, perché molti dicono c'è gli allevamenti intensivi. Questa parola non esiste, va cancellata dal vocabolario, perché i nostri allevamenti sono allevamenti protetti dai parassiti, dalle intemperie, dallo stress, bevono acqua pulita, non vanno a bere sulle pozzanghere, sui fossi. E quando ci parla di disciplina cosa intende? E quando si parla di disciplina si intende che diamo delle informazioni a livello tecnico, quindi organizzate da alimentaristi, da veterinari eccetera, per guidare gli allevatori nel produrre sempre prodotto di qualità diciamo omogenea, ma superiore rispetto alle norme cogenti, perché ci sono delle norme che sono cogenti, ma ci sono anche delle norme che scriviamo noi in maniera tale da elevare quel tipo di qualità. Ecco, per chi non sa, dall'altra parte i nostri telespettatori la stanno ringraziando, perché così avranno la mente ancora più allenata per cose che appunto non sapevano. Comunque dopo approfondiremo ancora di più questo suo discorso appunto della sua carne di qualità. Passo la parola a Marco Rizzetto, pasticcere e anima della storica pasticceria Targa nel cuore di San Polo. Io so, signor Marco, che lei porta avanti un lavoro fatto di manualità, di materie prime e rispetto delle ricette che erano appunto di una volta. Buonasera a tutti, sì, a prescindere che Giuliano mi ha conquistato, io sono un autore della carne, qualcuno ci salterà addosso per questo, non ci parliamo, è il mondo, ognuno ha le proprie opinioni. Io sinceramente con la mia famiglia abbiamo creduto a un piccolo progetto che è una vecchia ricetta in realtà, una vecchissima ricetta che risale secondo le mie piccole ricerche al 1300 circa e deriva, è di turco-egiziana, più egiziana che turca e la favola nostra è che è nata la narrativa da uno sbaglio di due pasticceri, poteva essere anche uno solo ma dicono due, da qui la definizione del nome, usanza che si usava molto tempo fa, perché adesso si usano altre parole, ma una volta si usava dire mammalucco, macaco, il veneziano erano altre cose per indicare certe cose. Uno di due ha sbagliato, non ha fatto, perché questa materia qui è composta di due materie. Non è un blocco unico, è una crema cotta, svelo metà segreto, ma non è un segreto in realtà. È una crema cotta che viene poi reimpastata con un altro impasto già cotto e poi viene lavorata con l'uva passa d'arancio e poi viene dorata. La doratura è molto importante, la consistenza è importante, adesso sicuramente i miei colleghi non hanno nessun problema, cercheranno anche grazie alla pubblicità che è stata fatta involontaria, che a me, ma la pubblicità si cerca sempre, del prodotto e ho avuto un mio successo personale. Abbiamo testato il prodotto e abbiamo chiesto sempre ai clienti giorno dopo giorno vecchie maniere, vecchia scuola, cosa gli pareva, cosa sembrava, cosa si poteva modificare secondo loro e abbiamo leggermente modificato il prodotto, non gli ingredienti, la mia ricetta è quella, svelo un segreto, questa in realtà manca un componente nel mammalucco, che nella ricetta originale del 1300 c'erano anche i pinoli, come c'erano anche nelle frittelle veneziane. Purtroppo è una materia che è diventata molto prima il pinolo perché nessuno lo raccoglie più e siamo arrivati con una qualità
quelli superiori da mettere lì, dai 120-140 euro al chilo. E non essendo un industriale, mi viene messo nell'impasto del prodotto, sul Mammaluco ne va 1, sul Mammaluco ne va 5, poi non posso giustificare, è come la frittella. Dicono non ho trovato i pinoli, non li sparo 5 prodotti. Lei mi sta parlando tanto di questo dolce veramente storico e speciale, ma nel momento in cui si va ad assaggiarlo, cosa dobbiamo sentire realmente dal sapore? Allora, l'opinione della clientela, perché a me piace sempre molto dire chi assaggia il prodotto. È l'aroma arancio, il candito d'arancio che si sente molto bene mettendo un arancio candito di qualità nell'impasto, la cremosità che non è... Abbiamo elevato la nervatura, io rispetto agli altri, sicuramente che i miei colleghi prima o poi riusciranno anche loro, con il mio pasticcere siamo riusciti a togliere la nervosità del prodotto. Cosa vuol dire nervosità? All'interno, diciamo, il secondo giorno si poteva mangiare tranquillamente, ma i 2 impasti si scomponevano. Questo scomponendosi sembrava che ci fosse come della melacotogna dentro, no? Come prodotto. Noi abbiamo levato, diciamo, quel difetto, chiamiamolo difetto. Perciò anche il secondo giorno, quando si mangia, è una crema abbastanza omogenea. E questo mi ha portato a farmi conoscere da molti veneziani che, nonostante la pasticceria abbia 120 anni più o meno, c'è una pasticceria anche storica, non è che non sembra, ma è storica, a conoscere la mia pasticceria, perciò anche i prodotti lievitati che facciamo hanno scoperto che in ultima ho una buona qualità, non sono eccesso. Nei Mammalucchi però io dico, sono sempre comunque ogni anno miei colleghi qua, sono pronto a sfidarli su questi. Ma dopo mi spiegherà, ma dopo mi spiegherà anche come è nata questa meravigliosa pasticceria storica, perché ne ho sentito parlare, ma dopo ne parliamo, alla seconda tranche ne parleremo nuovamente. Passo la parola appunto a Caterina Mazzetto, direttrice di Zotto Academy Tango, veramente un piacere averla qui con noi, la ringrazio appunto nuovamente, so che ci ha portato appunto 2 dei suoi allievi, ma subito proprio una domandina semplice, come è nata la Tango Academy? Intanto buonasera Pamela, buonasera a tutti. Nasce fondamentalmente da una grandissima passione per il tango, al quale ci ho dedicato ormai la vita da molti anni, e grazie ad un incontro, o meglio, io insegno da molti anni, ovviamente studio da molti anni il tango, e grazie a questo mio percorso è nato un incontro con quelli che sono i miei maestri referenti, il maestro Michelangelo Zotto, che appunto la scuola ne prende il nome, e la sua compagna di ballo, Diana Guspero. Nasce da questo incontro perché nel mio percorso mi innamoro del loro tango. Il tango ha diverse sfaccettature, diversi stili, sempre trattasi di tango argentino. Mi innamoro del loro tango e decido di seguirli ovunque per studiare con loro. Questa mia formazione mi ha portato ad avere chiaramente, ad instaurare un rapporto con loro che nel tempo si è consolidato, creando stima e fiducia reciproca, ed è così che nel 2015 abbiamo fondato la scuola, quindi Zotto Tango Academy, con sede a Venezia, ma abbiamo prima una sede a Milano, che è gestita dai maestri Michelangelo Zotto e Diana Guspero, appunto, e qui invece la gestisco io. Nasce appunto nel 2015, però con sede stabile dal 2019, siamo a Milano, e quindi questo è il nostro percorso. E secondo lei, in 2 parole, quello che gli viene sostanzialmente, cos'è per lei il tango nel momento quando lo balla, quando vede? Perché immagino che comunque brillano gli occhi, Sì. Parlando di passione, di emozione. No? Ne ho fatto la mia ragione di vita, quindi è amore, è proprio la mia filosofia di vita. Io ci vivo, vivo nel tango mentre ballo, vivo nel tango anche nella vita. E per chi ci sta guardando in questo momento, cosa vuole lasciargli soprattutto? Il tango, diciamo che spesso ci si rivolge al tango con timore, perché sembra un ballo complesso, lo è uno dei balli più introspettivi che esistano, ma non dobbiamo dimenticare che nasce dal popolo, quindi non c'è bisogno di nessuna preparazione fisica e atletica per poter ballare il tango. Alla fine, come mi insegna sempre il mio maestro, non è niente più che una camminata, poi tutto il resto è la passione, il cuore. Sì, tutto da dentro, no? Sì.
Va bene, grazie mille Caterina, adesso vedremo appunto i suoi allievi, noi prima andiamo un attimo in pubblicità, però rimanete ancora lì perché ci sarà veramente da divertirsi e soprattutto anche emozionarsi. A dopo!